decreto 18 all'articolo 2 bis dice agli specializzandi che stanno in corsia e che hanno già maturato un'autonomia certificata dal loro responsabile di corso di specialità, possono essere attivati dei contratti di lavoro, perché siamo sostanzialmente di fronte a dei medici che hanno completato o quasi completato l'iter della loro formazione. Ed ecco perché, giustamente nel decreto 18, come nel decreto Calabria, la possibilità di reclutare gli specializzandi si limita alla parte finale del corso di specializzazione. Noi con questa proposta di legge, mi pare di capire, abbiamo un'altra idea, cioè aggiungiamo al riconoscimento agli specializzanti già quasi completamente formati, a quelli aggiungiamo anche gli altri specializzandi, perché anche gli specializzandi al primo, al secondo e al terzo anno di corso stanno in corsia, sono stati in corsia a marzo, aprile e a maggio, e lo sappiamo già che in corsia ci torneranno. E lì è evidente che non abbiamo di fronte medici perfettamente formati dal punto di vista didattico, ma abbiamo di fronte persone che rischiano la vita per dare una mano alla tutela della salute dei cittadini del Veneto. Quindi per questa ragione, proprio perché condividiamo il riconoscimento giusto che con questa proposta di legge si vuole attribuire agli universitari, ai professori, ai ricercatori in assistenza, allo stesso modo siamo convinti, e da questo punto di vista chiediamo uno sforzo alla Giunta, alla maggioranza, che il riconoscimento agli specializzandi, anche se non sono completamente formati, anche se non possono accedere al reclutamento previsto dal decreto 18, possono essere riconosciute delle premialità, che infatti vengono riconosciute non dallo Stato, non dalla Regione, ma attraverso accordi tra la Regione e le università. E dentro quell'accordo, in piena autonomia, noi crediamo che la Regione del Veneto e le università di Padova e di Verona possano riconoscere la legittima estensione di questo provvedimento.